Record di richieste dall'estero per l'acquisto di immobili, a trainare il mercato gli americani, la provincia di Sassari la più gettonata. Record di richieste per acquistare immobili in Sardegna dall'estero, a trainare il mercato gli americani, e la provincia più gettonata è quella di Sassari. Simona De Sole. Si comprano per lo più immobili nuovi o già ristrutturati, pronti a essere abitati e di metratura non inferiore ai 100 metri quadri. Le villette a schiera sono le più richieste, investimenti in media di 200-250 mila euro. Nella costa nord-ovest della Sardegna il trend è ormai consolidato, si vende soprattutto e sempre più a stranieri, inglesi, francesi, tedeschi più affezionati all'isola, ma è boom di acquisti a stelle e strisce. Negli ultimi 2 anni noi abbiamo notato un grosso cambiamento. È vero che abbiamo investito sulle pubblicità all'estero, ma la maggior parte dei clienti degli ultimi 2 anni sono stranieri. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avvicinato anche tanto l'America. Diciamo in percentuale sulle case che si vendono, quante ne vendete a stranieri? In percentuale oggi, negli ultimi 2 anni, l'80%. Un mercato da decine di milioni di euro, a fare da traino la provincia di Sassari, il 70% delle richieste per l'isola. Castelsardo, la località più ambita, con oltre il 12% delle preferenze regionali, secondo un portale immobiliare italiano dedicato agli acquirenti esteri. Seguono Trinità d'Agulto e Vignola e Valle d'Oria, che piacciono perché offrono pace e riservatezza. È un'età media di tra i 50 e i 60 anni. Ma anche coppie che vogliono godersi semplicemente la pensione. Ecco. La loro prospettiva futura è sempre quello, almeno da quello che ci dicono, è in un futuro di venire ad abitare qua nella tranquillità, diciamo, e in un clima mite come quello che abbiamo.